what you got, you rascal, you. I wonder what you got, you rascal, you. I wonder what you got, makes my wife think you so hot. And I wonder what you got, you rascal, you. Kelly dall'Inghilterra, come mai hai scelto di pedalare su una bici eroica? Ma perché sono molto più belle delle bici moderne, poi questi ritrovi, questi festival sono divertentissimi, pedaliamo tutti insieme e ci gustiamo del cibo squisito. Nel presente con mezzi del passato, e quello è molto importante perché si rievoca praticamente lo spirito che c'era una volta nel ciclismo, più semplice, più diciamo di amicizia e di compagnia. La prima bicicletta nel 51 con 2 stecche, insomma, e poi dopo piano piano ne è venute altre cose, le eroiche, ciclosportivi, insomma così. E poi la passione della bicicletta d'epoca. Ecco. Don't see this glory. I'll be glad when you're gone, you rascal. La Vinaria è una corsa ciclistica vintage per bici d'epoca che si ispira al ciclismo classico del Novecento, dove i ciclisti più che atleti erano pionieri, rappresentanti di uno sport in grado di creare atleti veri e leali. È lo spirito principale di questa manifestazione, con partenza ed arrivo a Monte Carlo e che attraversa le località di Porcari, Capannori, Lucca, dove avverrà il passaggio sulle mura cittadine della città. L'evento, organizzato dal gruppo sportivo Cicli Carube con la collaborazione dei comuni di Capannori, Lucca, Monte Carlo e Porcari e l'Opera delle Mura di Lucca, è stato centro per quanto riguarda questa seconda edizione di uno spettacolare ritrovo di tanti ciclisti provenienti da tutta Italia e non solo. A capo di questa organizzazione l'eccentrico Carube Roberto Lencioni, che anche quest'anno ha portato sulle strade bianche di questo angolo della Lucchesia tanti appassionati del genere vintage e della bicicletta e del riscoprire un modo di fare ciclismo diverso e più autentico. Dalla Chianina alla Vinaria, la domanda vera è: ma andate in bicicletta o pensate solo a mangiare? Il nostro è uno spirito libero che unisce veramente la passione per la bicicletta a quella per l'enogastronomia e la cultura del luogo, e non vogliamo far torto a chi produce certe prelibatezze per non mangiarle, Insomma, si può andare in bici anche con qualche chilo in più e pedalare lo stesso e divertirsi forse anche di più di quelli che lo fanno con troppo agonismo. Guarda, sinceramente io sfido a quelli che fanno ciclismo e che pensano che vanno in bicicletta forte a fare quello che faccio io, mangiare e bere ciò che faccio io e poi andare in bici. Caratteristica principale di questa manifestazione, la Vinaria, organizzata dal gruppo sportivo Cicli Carube, è quella di essere aperta agli atleti con biciclette cosiddette eroiche, vale a dire biciclette che rispettano determinate caratteristiche, bici da strada costruite prima del 1987 con telaio in acciaio, leve del cambio sul tubo obliquo del telaio e con pedali muniti di fermapiedi e cinghetti con il passaggio dei fili all'esterno del manubrio. Saranno 2 i percorsi, uno
chiamato Divino, della lunghezza di 42 km, ed il secondo, chiamato invece Intrepido, di 91 km. Pedala con i partecipanti alla Vinaria anche il fondatore della capostipite tra tutte le manifestazioni ciclistiche d'epoca, l'Eroica, vale a dire Giancarlo Brocci, che abbiamo visto nelle immagini precedenti al via quest'oggi, anche con l'intento di ricordare una persona particolare, un grande amico del ciclismo eroico, Luciano Berruti, venuto a mancare poche settimane fa. Un amico del ciclismo, un amico di Giancarlo Brocci ed un amico anche di Roberto Lencioni, il popolare Carube, che è l'organizzatore di questa manifestazione. Si pedala ovviamente sulle strade bianche che sono diventate ormai il teatro non solo di manifestazioni cicloturistiche vintage, ma anche di importanti manifestazioni per quanto riguarda la massima categoria. A differenza delle manifestazioni agonistiche, quest'oggi si pedala con calma, si pedala con i ritmi lenti che caratterizzano un ciclismo diverso, un ciclismo fatto di passione e di fatica, ma anche e soprattutto un modo per godersi lo sport. Ed uno dei motivi per cui si pedala quest'oggi è quello di raggiungere il ristoro successivo, ristori allestiti dall'organizzazione, da volontari che hanno davvero proposto cibi e specialità locali e non solo. Qui non ci si mangiano barrette energetiche, non ci sono gel per gli zuccheri, qui si beve e si mangia il vero e tradizionale cibo toscano. Giancarlo Brocci, nel ciclismo dei watt, degli SRM, del 4% di grasso, ancora una volta si conferma che i valori eroici sono quelli importanti che portano tanta gente in giro per le strade e portano a riscoprire i veri valori di questo sport. Ma sai, qui c'è una cosa fondamentale che c'è anche da altre parti, però qui c'è un patrimonio di passione formidabile. È da questo che il ciclismo deve ripartire per pensare al futuro. Noi non possiamo lasciare questo sport così come tutti gli altri, che poi fondamentalmente sono produzione di spettacolo, in mano al binomio procuratori-preparatori. Lo dico con rispetto anche dei seri, perché ce ne sono ovviamente, ma fondamentalmente noi dobbiamo essere in grado di recuperare le bellissime radici di questo sport alla passione autentica della gente, e la gente non vuole campioni slick che durano 21 giorni giusto per una corsa a tappe e poi spariscono tutto l'anno. La gente vuole campioni credibili a cui appassionarsi, vuole vedere persone normali, magari andare a donne, magari mangiare come noi, magari stare insieme alla gente, non preparati per fare un giro come se fossero le moto del MotoGP, capito? Che dopo un giro vanno in frantumi. Non è questo. La gente vuole riappassionarsi, reinnamorarsi dei suoi campioni e vuole sentirli veri, che vengono dalle stesse radici da cui veniamo noi, capito? Una volta i grandi ciclisti erano anche i grandi mangiatori, oggi vengono portati ad esempio per quanto sono inguardabili, come certe indossatrici di una volta, ma non vanno più di moda nemmeno quelle indossatrici lì, non garbano più a nessuno. Io ieri casualmente ero a Cannes, ne passava qualcuna e ti dicevi: poretta, dategli da mangiare, capito? Siamo in queste condizioni. Noi ancora pensiamo ai grandi campioni muscolari, a quelli spettacolari. Ricordiamoci che Coppi per 1,79 m era sopra 70 kg, 74 kg quando faceva le corse in linea. Magari alla fine di un tour scendeva vicino a 70, ma era fatica, era la somma degli sforzi che aveva fatto. Oggi sono preparati per questo. Noi non vogliamo lanciare un messaggio, sia io che i nostri amici della Chianina che sono qua, che il ciclismo si fa da obesi. Non è questo, perché anch'io ho la mia parte di grasso ma dico, il ciclismo si fa godendosi la vita, perché in questo modo si tornerà a riattirare i giovani e le donne, si tornerà a far vedere che i campioni migliori di questo sport sono un'attrazione per il movimento, non delle persone che sembrano, non dico più chimicate, perché oggi sicuramente saranno controllate, ma sembrano prodotti di laboratorio, non in grado di suscitare entusiasmo. Il messaggio di Eroica è questo, il messaggio della Vinaria è questo, questo era il ciclismo. Il ciclismo raccontava le grandi mangiate e le grandi bevute anche di campioni come Nencini e anche Till, le loro donne, raccontava di questo, no? Io ieri appunto passavo per i luoghi della Brigitte Bardot, della Michelle Morgan, c'erano anche le foto della dolce vita di quei grandi campioni allora. Oggi sono dei campioni da
tuta da sub, da scafandro, no? Che vengono preparati per quale impresa, che spesso e volentieri si dimostra poco credibile e comunque che non scalda il cuore di tanta gente. Oggi hai corso con Luciano Berruti nel cuore, Carube ti ha preparato questo pettorale speciale per Luciano e lo hai portato in giro per le strade della Vinaria. A Berruti, voglio dire, è sempre stato nel mio cuore. Ora che manca vorrei dire ancora di più se fosse possibile, perché Luciano intanto pensava esattamente tutto quello che ho detto fino ad ora, anzi credo sia stato uno dei più censurati, perché lui era sicuramente simpaticissimo, diventava meno simpatico quando diceva le cose che condivideva del Brocci e quindi spesso e volentieri magari certi spunti di simpatia di Luciano venivano tagliati, no? E Luciano nel cuore, perché Luciano, come ben sai, ha fatto tutti i giri bio e li ha fatti dall'inizio alla fine. Lui veniva con il suo Fiorino il primo giorno, per 12 giorni stava là a disposizione, faceva esattamente tutto quello che c'era da fare, come successe per la Coppa delle Nazioni, come è sempre successo per la prima corsa dei professionisti nostra, che fu l'Eroica Pro. Io sono andato su a Cosseria per il suo funerale, dentro il museo c'era Franco Ballerini sulla sua bicicletta quando noi presentammo le Strade Bianche, presentammo l'Eroica Pro 2007, settembre 2007, perché questa era la corsa mia e sua. Oggi è diventata una grande corsa mondiale. Venerdì con grande piacere ho sentito della partenza, lo sapevo, della Hostaler per i professionisti. Andiamo verso il ciclismo eroico, ci andiamo con Berruti nel cuore perché lui era un esempio, ma ci andiamo con la passione di un mare di gente che si riconosce in quello che portiamo avanti. Ascoltare le parole di Giancarlo Brocci, ascoltare la storia del ciclismo eroico. È lui che nel 1997 diede vita a quello che oggi è riconosciuto come uno dei fenomeni di costume più famosi in tutto il mondo, vale a dire l'eroica di Gaiole in Chianti. Da quel momento sono nate tante manifestazioni, così come la Vinaria, quella che stiamo seguendo quest'oggi, organizzata dal gruppo sportivo Cicli Carube. È bello vedere pedalare questi ciclisti con il sorriso in faccia, nonostante la fatica, nonostante i rapporti che queste bici, nonostante il peso di queste biciclette sia ormai fuori dal tempo, specialmente per percorsi impegnativi. Il bello è proprio vederli pedalare con il sorriso in faccia, perché quest'oggi non si pedala per vincere, non si pedala per una medaglia, si pedala per tutti insieme andare a riproporre un ciclismo e dei valori che sono stati persi nel corso del tempo e che ultimamente stanno diventando sempre più attuali. Questo è il passaggio davvero successivo sulle mura urbane di Lucca, un passaggio che vuole riportare ancora una volta la bicicletta al centro dello sviluppo urbano e sostenibile delle città del nuovo millennio. Infatti si parte dalla riscoperta del passato, dalla riscoperta degli antichi valori, degli antichi mezzi, delle vecchie biciclette, passando anche per gli abiti d'epoca, per proiettarsi verso il futuro e riscoprire come un semplice mezzo come quello della bicicletta possa essere davvero il mezzo del futuro, il mezzo di movimento che può davvero andare a proporsi come mobilità sostenibile. E qui andiamo anche a vedere a volte la fantasia dei partecipanti che si impegnano per realizzare costumi sempre più originali. Insomma, uno spettacolo unico quest'oggi, riportato dalle nostre immagini, che ci mostra un modo diverso di fare ciclismo. Il passaggio di fronte alla Quercia delle Streghe, la Quercia secondo la leggenda è qui che nel libro Le avventure di Pinocchio il gatto e la volpe, vestiti da due banditi, andarono ad impiccare la marionetta, il burattino di Pinocchio. Insomma, storia, leggenda, fascino si intrecciano in questa Vinaria. Al termine di questa bella giornata di ciclismo, di territorio, di passione e anche di cibo con Carube, una giornata che ti ha visto impegnato sin da questa mattina e adesso è il momento di rifocillarsi e ti stai trattando bene? Diciamo che, fra virgolette, si mangia degli avanzi, ma sono avanzi di quelli buoni, ma buoni buoni buoni. La giornata è stata abbastanza lunga e per il momento il tempo ci assiste, i primi corridori sono arrivati,
Le prime impressioni sono buone, accontentiamoci, dai. È stata una giornata anche dal punto di vista emozionale importante, è stato ricordato Luciano Berruti alla partenza, con Giancarlo Brocci è stato un momento toccante. Calcolando che era tutto programmato perché lui doveva essere qui con noi e invece stare a parlare della sua mancanza, stare a parlare del trofeo, stare a parlare di tante cose, non è facile quando una persona come Luciano manca. Devi sicuramente ringraziare le persone che ti sono a fianco, i partner che ti hanno aiutato, gli allestimenti di tutti i ristori che abbiamo visto essere... Non è mancato davvero nulla oggi? No, però senza tutto il gruppo di persone che io ho intorno queste cose qui non si farebbero. Non si può muovere per una gara così tutto quello che serve, incroci, strade, macchine, rifornimenti, pasta party, una storia o un'altra, non lo puoi fare se non c'hai un grande gruppo intorno. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.